Una serata tra musica e arte, questa sera Real Monte è un diamante, una perla del Mediterraneo. Sì, una serata bellissima che abbiamo voluto organizzare insieme ad Alfredo Lofaro, che vuole raccontare attraverso la musica, la danza, il teatro, la poesia, tutto ciò che accade nel Mediterraneo. E chi meglio degli artisti come Francesco Buzzurro, Pietro Adragna, Gaetano Aronica, Mario Vasile, Marco Savatteri può raccontare meglio questa storia. Il Val d'Agragas offrirà frammenti per raccontare i modi, gli aneddoti, le sofferenze della cultura dei paesi del Mediterraneo. Ecco, tra gli artisti presenti questa sera anche la presenza di Francesco Buzzurro, artista del panorama nazionale ed internazionale, tornando nella propria terra, stando a contatto con la propria terra questa sera. È sempre una grandissima gioia ritrovarmi a casa tra le persone che amo, tra gli amici, quando si tratta di fare uno spettacolo, specialmente dal tenore così importante, dalla tematica così importante come appunto è quella di Guardando il mare, che poi vuole raccontare i nostri tempi, vuole raccontare il momento difficile che viviamo con questi migranti che viaggiano cercando, diciamo, una vita migliore, che si lasciano alle spalle le guerre, le grandi difficoltà. Il nostro vuole essere un omaggio a tutta l'area girgentana, partendo dal Grande Premio Nobel in occasione del suo 150° anniversario. Abbiamo voluto reinterpretare la sua poesia Guardando il mare. 117 anni fa circa è stata scritta questa poesia e se ancora oggi la mettete in mano ad uno di questi migranti che sbarca nelle nostre coste, l'attualità è straordinaria, sembra scritta proprio da uno di loro. Sindaco, questa sera una serata magnifica alle pendici della Scala dei Turchi nel Teatro Costa Bianca. Ma sì, una serata magnifica, il teatro pieno di gente che voglia divertirsi, che vuole stare insieme agli altri. Nell'ambito di una stagione che è andata bene. Quest'anno Costa Bianca ci ha dato grandi soddisfazioni, un sacco di spettacoli fatti durante tutta l'estate a partire dai primi di luglio e che si completeranno fino a metà settembre, con un teatro che è sempre ospitale, pronto alle novità, agli spettacoli, alle cose importanti. Gaetano Aronica, personaggio poliedrico dello scenario agrigentino, ecco, questa sera all'interno del contesto qual è la tua funzione? Poliedrico, è la funzione di performer. Stasera do una mano ai ragazzi del gruppo Val d'Agragas all'Accademia del Musical, insomma poi ci sono dei musicisti, questa bellissima cornice, il teatro pieno, la gente come vedete fa la fila al botteghino e io non so cosa fare, canterò, reciterò, farò un gioco di prestigio, vedremo, però intanto vi comunico, immortalatemi bene, sono una razza in via di estinzione, uno dei pochi attori, forse l'unico, che quest'estate non ha recitato La Valle dei Templi, ma allora sono venuto al Costa Bianca a dare il mio contributo in mezzo a questa bellissima gente, a queste rocce, sempre naturalmente con il cuore non solo a Real Monte ma anche ad Agrigento. Questa sera devo dire ho l'onore, il privilegio accordatomi dal mio amico Alfredo Lofaro, che è il direttore artistico, di interpretare un pezzo che ha portato a successo Nino Frassica a Sanremo, A mare si gioca, un pezzo meraviglioso, commovente, perché parla di questo bambino, di questa foto che ha fatto il giro del mondo, di questo bambino che ha la faccia sott'acqua, che sembra aspettare la mano del papà che lo porti a giocare con lui, una cosa straordinaria, meravigliosa che fa accapponare la pelle, sembra una cosa tragica, brutta, eppure l'attenzione bisogna portarla su queste cose.